ambiente, benessere, cultura. Sa vida de Sardara si può pintare chi in questa tres paragulasa. Una comunità a casazzadora che ha deciso di valorizzare s'azienda armanna suasa, una posizione strategica in suo territorio, sabba medicamentosa de Sorbagnoso, monumentos archeologicos ispantosos, un centro storico bene chistiu e conti pizzau che accoglie sosi stranzoso e lo spiccata manutenta pro l'ir fa che sconnoscere sargalanier de sa vidda. Pro sa scarrera, per sa scarrera de Sardara e tutti poden viere sa bellezza de questa vita e su traballo umano che ha fatto pro questa vita, pro valorizzare su territorio. Sardara è connota in tutta sa Sardegna po s'acqua gallenti, po sa termes. Però Sardara non è effetti terme, Sardara dei sa fortuna manna direi un capitale in mano che è donato dessa storia, è donato dei domos, del suo centro storico, è donato dessa identità di cosa nostra, limba compresa. Sardara testa fortuna mano adesso, accanto a dessa centro l'intuno, a mezz'ora di Oristanzi a mezz'ora di Castello, quindi noi siamo accanto a sua volta all'aeroporto, per cui è facile di vai a vacillare in macchina oppure in treno imbattendo a Sant'Ingio e non vita. E quindi del peso, questa è la prima volta una manna. Se è stata la volta una manna, come per noi è s'acqua gallenti. S'acqua gallenti non hai albergos, non hai migliaia di turisti, non hai quindi dinai e claballo a pizzo di s'acqua gallenti che reneuso. E quindi si dà però pure del suo benessere, de stai bene. E in pari a cosa però teneuso un bellissimo centro storico come ti si obbediendo. Noi teneuso sa fortuna di lei domos che vunti fatta sa consaverle, non consullarli. Porta in vita dovianta iscavasa e minieras de racchitte. Quindi i muratori, i mestus del muro de Sabida, noi teneuso la tradizione del mestus del muro. Sardara è connota in tutta sa Sardegna, po aver fatto un nasce e donato in Natalis e mestus del muro. E ho fatto i domos in racchitte. In pari ovviamente per il regolamento urbanistico adottato 30 anni fa. Quindi su chi bideus oi e non è altro che sulla ballo portava avanti delle rotte amministrazioni a partire dalla metà degli anni 80 e ora stiamo vedendo il risultato. Però lo che fai un'altra cosa, sul passaggio fondamentale che all'esti, che non solo saldareso, ma non solo saldos in generale, poi su castiai, luogo su diverso su Chireneuso, e comprendi che questa è sa bellezza, sa storia, questo giacimento culturale, su puzzo sacro di Santa Anastasia, sa storia nuragica Chireneuso vettinoso, funti un valore. Funti occasioni del ballo, funti occasioni per stare bene rotto questa gente. Oppure su valori che ieri a nostra terra, sul nostro paesaggio, che non è replicabile. Non c'è cinese che vuole replicare questa storia nuragica, non c'è cinese che possa replicare su silenzio, su ben questo, su sa musica e su ben questo. Si vuoi bendi che il nostro sia bravo a dovere. Questo deve imparare. A si castiai veramente il taneneuso e a dionare valore. È vero che ci vunti regolas europeas, è vero che ci vunti vincoli dell'uomo, ma prima di tutto ci deve creare il nostro. Nostro deve creare un'idea agraria del suo sviluppo e del suo grasi dell'isola. Sichinde esandala desa valorizzazione del suo territorio e des identitade, s'amministrazione ha mandato ad innantisi fainar de importumanno prosimpreu vittiano desa limba sarda. A cominciare dall'istituzione di una delega apposita su bilinguismo e di una consulta prosa cultura e sa limba sarda. Ma in attività amministrativa, chi sos amministradores de Sarda hanno dato valore a su sardu, prevedendo in una scantar gara de appalto una premialidade a chi conosce su sardu, facendo un provvedimento che data contributo a chi è imprea su sardu in cale si siata manifestazione pubblica, in sas etichettas de sos produttos e in aterar fainas a pro dare visibilità a sa limba. Una maniera profettosa prova che scomprendere a sa gente chi su sardu serviti pro traballare puru.
Paolo Pisu, consigliere comunale in Sardara, ha una delegata in Portumannu a parer mio, che è isuata a delega su bilinguismo, che io penso che siete una novità pro la Sardegna. Quanto scomune lana questa delega? Ma penso di avere a Pagos, uscivo che ci vedo anche a Capoterra, non ci vedo ancora, e in Pagos altro logos. E sono contento di tenere questa delega, buona verità, la progettata questa delega, questa stima che tengo questa lingua mia e dunque questa terra mia. Ecco, tu ha sempre straballato per la lingua sarda, noi facciamo parte forse di questo amantioso di questa lingua, che non queremos che la lingua si perda, la vedamo, l'impriamo in tuttube. Ecco, e tazze vattu in questo anno pro la lingua e pro affortiare il bilinguismo in Sardara? Ma non so, io cercavo prima di tutto di donare, di fare che esiste questa lingua. Poi questa lingua mi viene nostra, se da vuoi già tutto, insomma, devo a certe età in suso, una rausa. Però non si vede, poi tutto scartello fonte in lingua italiana, mo anche rausa in lingua inglese lavoro. E dunque è una lingua che c'è, ma non si vede. Noi ho cercato di dare visibilità sia con i manifesti, ho fatto su me, ho fatto bilingue, sia con concerti, ho fatto concerti in lingua sarda, con un gruppo come il Dottor Dreher, Cerci Posse e altri, non dire come tenai un usettio moderno. Poi questa lingua che dà più questa modernità di questo spicciocchero, in mano c'è da guerra, così non bisogno di lavorare fonti i spiccioccheri. E dunque ho fatto, poi cercai come tenai, di tagliare questa legge, questo pregiudizio, questo stigma che 100 anni di proibizione linguistica che ho usato un'auto. E dunque io cercavo come tenere della legittimare, di una visibilità e da legittimare, non è che si usa questa lingua nostra, se un no, subito a papa di ogni lingua, di questa gente che lo vuole, e dunque se più tenere sul banco di questa lingua e da più fuori. Prodotto momento si è questionato che questa lingua sta rischiando di morire e noi non avevo questa responsabilità. Chiesi va che te una passizzata in su coro de sa vidda, colande in guruttosa in predau e mudaus frorer de milli colorese, tot in dunus accatta tindennantis de sa vidda santuario de Santa Anastasia, chi spantata pro sa bellesa e sa magia de su luccu. Estistau Antonio Taramelli, in su 1903, a scoperre su tempio a Puttu de edade nuragica, fravicau in preda Nighedda. Sostrastos accattauso testimoniano chi sa gente de sa vidda nuragica andavata su Putta a piccare sabba. S'unistausos iscavoso de sos annos 80 però che amboccau a Pizus a complessidade de su zasso archeologicu, un ubette corrale a Chircu e in intro una scanta spinnettasa. Unu corrale de Salfestasa che pare a cussu de su santuario de Santa Vittoria de Serri. In una de custa spinnettasa s'accatat unu sezzidoriu ed un nizzo rettangularese in mesu un altare in forma de turre nuragica, fitti sa sala ove si riuniana so scapor de sa vidda, chi in cui decidiana de sa pace e de sa guerra. Sardara è una vita piena di storia, un'istoria che si perde in su tempo e non la conta su museo archeologico dove accattammus proprio sul reperto, però non deve vedere Pepuccio Garau, ecco, ite tottubate in questo museo. Ma questo museo è sto paghetto sa raccolta adesso che hanno cattao meso scavo che hanno fatto a Sardara, adesso 1913, Antonio Taramelli a Santa Anastasia. In Pruso c'è tutto sa travatti che poi è legata a sa parte romana, sa parte medievale e su Castello di Murriapi pure che è stato poi residenza estiva di Eleonora d'Arborea pure.
In più c'è una parte comprensoriale, che sul museo espone di materiali, oggetti archeologici che provenienti di altre località di sicuro, fino a Santo Sparao, quindi c'è tutto commenti potioso nai. Sa storia a livello archeologico di questo che è stata poi tutte le epoche che hanno donato importanza a Sardegna già dei tempi antichi. E proprio per la valorizzazione del suo territorio Sardara este in un circuito, per narrare uno borghi autentici, che vi credete e su queste e che rete imparare a vincere da esosatteros. Beh, Sardara c'è bello dei vaibati dei borghi autentici d'Italia e dei vaibati pure l'associazione Comuni Virtuosi. Borghi autentici d'Italia. L'idea è questa di bessì, del gusto periodo dei grisi, più fottisi e più mannoso del gusto periodo. Commenti. Proprio traballando a pizzo dei bellezza che ne entro dei bidas a bittica puro, che rappresenta su numero umano però de scomunus de Italia, de su continenti e de sa Sardegna. Quindi noi dobbiamo partire della valorizzazione del suo capitale editoriali per donare un grasi ai giovani. Noi dobbiamo far diventare i giovani protagonisti di questa storia, partendo del suo guineneus, tornai. E questo ovviamente non gestiono del folklore, gestiono del sviluppo, gestiono delle programmazioni attenta, gestiono di nuove tecnologie. Noi ad esempio, noi abbiamo ancora imparato quanto siano importanti su vai rete e su internet puro, oppure utilizzare questa telematica, ma soprattutto su usato per essere culturali. Culturali non è che tocca imparare a ballare impari, a fare rete, a fare network, per utilizzare un termine inglese, ma questa cosa non è una questione di lingua utilizza, ma del suo concetto. Uno può questionare italiano e inglese e non tirarisi, ma a tirare si parlano, mentre su chi conta, questionando in sardo pure, è itanaraus, devono narrare cose intelligenti, gusto validi, poi se la lingua si slebri ovviamente può comunicare. Fra di noi è giusto comunicare in sardo pure ed è ovviamente dove faccio meno volentieri di biogagussa e si identificare cosa mia, sa carta di identificare cosa mia su usarlo. Invece se la battaglia che sto facendo è sempre che riguarda sempre sul territorio e che noi del territorio non ne sono. E quindi noi ho fatto parte di questa associazione Comuni Virtuosi e ho fatto battaglie ambientali importanti, ma che riguardano sul decoro urbano e che riguardano a sapere la cosa nostra. Faccio esempio, noi siamo una di queste bidas che in su 2005, in sera dove assessore all'ambiente, siamo stati le prime bidas a essere raccolta differenziata, pur scegliendo che ci vuoti i costi in pruso e slobo in pruso pure da parte delle famiglie. Però noi dobbiamo lasciare un mondo bullio come ti ho conosciuto. Non possiamo donare un immondezzaio ai giovani o ai spicciocchi subittivi. Questa è una questione proprio di etica, di valori. La battaglia è questa contro le speculazioni energetiche. Noi non possiamo veramente regalare sul territorio cosa nostra ai multinazionali che fanno vinta del vai energia pulita. È una vinta. Poi la Sardegna è già indipendente dal punto di vista energetico. Noi abbiamo un surplus di produzione di energia del 40% in plus, ed abbiamo un costo di energia brusato. Questo è in che si punti piegando in giro. Non esiste una correlazione fra la produzione di energia e il costo che va a famiglia o l'intrapresa privata di Sardegna. No, quindi dobbiamo dire no a questa speculazione energetica. Noi siamo favorevoli a questa energia verde, quando si diffonde fra i domus, quando diffonde fra le imprese, quando abbasciamo il suo costo. Questa è l'energia verde che abbiamo. Ma noi non dobbiamo regalare sul territorio su di una cosa nostra a uno che ieri stasera in Cina oppure a Bolzano e teneva pazienza, utilizzando però domo nostra. Poi quando perdiamo su questa terra, lo perdiamo sempre. E questo vale di voi livello, vale per il mini eolico. Tocca a fare scelte in interesse della comunità, della collettività.
facendo che lavoro ai lobby privati, e lo che donai. Di a querer finza si schire come te poni sparisi, la questione del territorio e dell'economia, come te l'impreaese, come te li sfruttaese, qualche esempio pratico prova che scomprendere. Beh, ti posso fare all'incuno. Beh, un primo esempio pratico è l'utilizzo dell'acqua gallente. L'acqua gallente ormai due alberghi, ormai 100 dipendenti, 100 possono usare la ballo, ormai milioni di fatturao. Sardara è sconnota in tottusa Sardigna prosas propriedades medicamentosas des orbagnoso. Erdesos tempos anticoso chi sfruttano sarvener de abba mineral carbonato alcalinasa che hanno temperaturas de 60-70 gradi centigrados. Sas terme neapolitane, mentovadar dai Tolomeo, finistada stancadas in sorfravicor desus primor bagnor modernoso, a primor desu ubichentoso, progettaoso da Gaetano Cima pro isfruttare sabba termale. Sus primoso a sabbizzare desu profettu desabbacaente vinistao sonnuragicoso, lu testimonian a duas turrese chi s'accattana a furriu des arvenas termalese, una este in su giardinu de un istabilimentu. A 200 metros da esa terma romanasa, in tempo medievale, aian avravicau termas prur minorese, chi a cantu parete aian ospitau a Eleonora de Arbarè, comente risultata da esos papiros anticoso. A tempor de oie, in sorbagnor de Sardara, si podene vachere inalazionese, massagioso e curar de bellesa prosa salude e sa cura de su corpusu. Ma si ti fai al ragionamento su lo spittico puro che però avanti economia su proprio che può essere coniugare pure con sa scuola con su papà e bene porta poi a se viene non so se scrive pausa pure ad esempio se a messa scolastica che ti ho fatto io ho adottato un protocollo d'intesa in pari a sa provincia del Medio Campidano adesso Campidano e mezzo alla Ore e a sa ASL in cui noi utilizziamo in sa mensa di SPP, utilizziamo prodotti locali, usarlo adesso dell'ottorio. L'80% dei sughi vappanta i SPP de Sardara a scuola, funti prodotti su Sardoso. Questo onai donai valore a sulla ballo chi vari, su un messaggio in saderla cosa sua. Chi c'è un laballo a pizzo, a questo laballo banda li compensò in sul mercato e in su prezzo puro. Noi ti ho fatto e ho ottenuto diversi risultati. Donato valore sul laballo del messaggio della Sardegna. Questo ormai che sul messaggio parla in saderla e ormai difendi questa saderla. In più, papà, su una cosa sa, e un auguro di utilizzare l'acqua del rete, butta l'acqua dei pedestri pubblica, butta l'acqua un diritto borottoso e do da penso 10. È stata la cosa manna che ho fatto, ad esempio, che noi donavo su prato su ceramica. Noi non abbiamo su prato su de plastica, che noi siamo occorrenti, il prato su si sciacquanta. E quindi questa cosa, secondo me, è comunque importante come messaggio. Questo a dimostrazione che si può impari economia, territorio e benessere della persona. Risultato che va che biere su traballo umano che ha fatto prosa limba este questo libretteddu. Un libretteddu che va vedata de su profetto de su bilinguismo che azese a Maniau e contaese proitte de importo a fa vedere su sardu finza scabati studioso che a fa vedere duasa o prur limbas puru este menzo su proso spizzino scaso nu prosabistoso. Proprio dice, no, se ho del nostro banco hai fatto questo traballo, che pare traballo pittio, ma non è un traballo pittio. Ho fatto con saggio dessa cercatore universitaria con nota a meta, Antonella Sorace, dessa Università di Edimburgo, che io scantano so, viene da Sardara e ho fatto un convegno con essa. Un convegno di importo umano, che a me mi ha spantato su chi hanno, con qualcosa da sci di aggiare in ligia. Ma su dai narrata, ben argomentata,
sia 10 colpio che io ho deciso di fare un traballo su di questa cosa. Un traballo fatto con pinture, dunque un traballo fatto può essere spagnolo, può essere ligio, dessa gente, poi uscite questa gente perché non mandrò una volta a ligio, e dunque ho fatto una cosa come tenete per essere bellicetta, che si è fatto passare il suo messaggio che a conoscere più lingue con questa minoritaria che sono sardo, narauso, ma minoritaria poi esatto, ma per noi è sempre importante, devo credo. Este da importumano vinza per lo sviluppo del cervello dei spippios, che appunto di bestie per lo scadralluttos dei altri, da parità di altre condizioni, sì, è chiaro. E in cui si narra tutta questa cosa.